Ciao a tutti, buonasera. Oggi sono Babbo Natale, ma avremo anche Mamma Natale fra qualche secondo. A parte le scemenze così in stile natalizio, benvenuti a tutti alla quinta puntata di Tra Sardo e Profano Camineras de Tradiciones, che è la fase autunnale della nostra rassegna Tra Sardo e Profano, che come sapete chi ci sta seguendo, come non sapete chi non ci sta seguendo, praticamente è una bella chiacchierata, sono dei belli incontri con amici appassionati di quello che è il nostro ballo sardo in tutti i suoi aspetti. Il ballo ballato, il ballo suonato, il ballo vestito, il ballo raccontato, il ballo organizzato, i gruppi folk, le associazioni, un po' tutta la ricerca di quello che è stato il nostro passato e dei tesori che ci sono rimasti, a partire dagli abiti, dagli strumenti, dai balli, dal ritrovo e di come un po' funzionavano qualche anno fa le feste, soprattutto in piazza, come sappiamo, come facciamo ancora, anche se un po' le cose sono cambiate. Saluto subitissimo Cristiano Cani. Eccomi presente come al Che mi sentirà un po' in solito. ritardo. Ciao Jonathan. No, io ti sento bene. Poi probabilmente la tua connessione, come al solito, vivendo nel deserto della Namibia, è probabilmente deleteria per i nostri incontri, ma faremo di necessità virtù, come si suol dire. Comunque, ciao a tutti, salutiamo anche Ricordiamo il che il deserto della nostro. Namibia è. Dicevo, eh, ricordiamo che è il deserto della Namibia della Tregenta, perché adesso sono qua. So che c'è un po' di ritardo perché io ti sto facendo la domanda dal 115 avanti Cristo e tu mi rispondi appena appena nel 2020. Io penso che oggi sarà un po' difficoltosa Approfitto della mia l'incontro, visto che chiacchierata ci e poi ti sono. lascio la parola. Saluto Enrico Picchiri in regia, che oggi dovrà un po' combattere con le nostre connessioni. Direttore artistico di Trasarte Profano, mio socio, tutto a fare. Ciao Picchiri, ciao Enrichetto Picchiri. Per non fare come ieri, intanto salutiamo gli ospiti che abbiamo avuto. Ieri c'era Matteo Azzeni da Selargius, che è stato un po' la cima di tutte, dalla prima alla quinta puntata, un po' di tutto l'escursus che abbiamo fatto, perché dalla prima puntata lo stavano nominando. Forse perché è un po' visto bene per quello che fa. Salutiamo a ritroso Barbara Busa da Nuoro e il suo Carlo Boeddu, salutiamo Sasnugoresas, quindi salutiamo Antonio Mannu da Ossi e tutto il gruppo, scusate, la sua associazione. E salutiamo. No, anzi, non lo salutiamo, è vero, No, non non lo lo dobbiamo salutiamo, salutare, il primo non che ce n'è abbiamo introdotto. bisogno, non ce n'è bisogno di salutarlo. Lo sa, lo sa. Va bene, dovevamo fare la battuta su Oscar, che salutiamo, dai. Ti lascio, come al solito, la presentazione del nostro ospite, della nostra ospite. Io un po' mi sento a casa oggi, non che fino a ieri non mi sono sentito, però oggi sono proprio quasi a casa mia. Dai, presentala, vai. Caro Jonathan, io purtroppo ti sento a pezzi, soprattutto le ultime parti dei tuoi discorsi per me sono cose impossibili da sentire. Purtroppo non riesco ancora a leggere il labiale, però presumo che tu mi abbia dato la linea per presentare l'ospite di oggi.
Quindi oggi abbiamo l'onore di presentare un'amica, una vicepresidente di un'associazione culturale, Gruppo Folk Sant'Antonio su Vogu, che proviene da un ridente paese della Barbagia di Seulo, e cioè Esterțili. Un piccolo borgo molto carino, ricco di tante bellezze naturali, archeologiche, come ad esempio il Tempio a Megaron, più grande della Sardegna, Domo di Urgia, dove sono stati trovati anche numerosi bronzetti nuragici, che se volete vederli li trovate al Museo Archeologico di Nuoro, ma una bellissima montagna che è Monte Santa Vittoria, con un'altra parte anche lì di zona archeologica come un bel recinto nuragico. A Monte Nugi troviamo una serie di fonti sacre, un pozzo, insomma potete trascorrere sicuramente una bellissima giornata. Poi da Monte Santa Vittoria possiamo vedere mezza Sardegna praticamente, dal Golfo di Oristano al Golfo di Cagliari, nelle giornate più terse. Quindi io vi invito ad andare a farvi una bella passeggiata a Esterțili, oltre che anche un paese ricco di prodotti gastronomici niente male, come i scocoedas e su Brigadoriu, che poi ci dirà la nostra ospite cosa sono. Benvenuta Barbara, ed è un piacere averti qua con noi. Ciao, mi sentite? Ciao Barbie! Io ti sento, ma Sono bloccata. Sì. No, ti vediamo, dai. Non sei bloccata, tu ti vedi bloccata, Ok, ma non sei grazie. bloccata. Ok, grazie per l'invito, prima di tutto, per darci spazio, perché Esterțili è un piccolo paese quasi sconosciuto, quindi questa cosa ci ha fatto molto piacere. Questo invito ci ha fatto molto piacere. Sì, volevo proseguire nella presentazione di Barbara e della sua associazione e della sua associazione culturale. È un'associazione nata nel Oggi 2013. Siamo veramente in crisi. Oggi sarà un po' difficile riuscire a coordinarci, perché io sento Jonathan con grave ritardo, quindi probabilmente ci accavalleremo nei discorsi, ma cercheremo di fare il meglio possibile, dai. Ripeto, l'associazione è nata nel 2013, ma già da subito si è proposta di migliorarsi. Questo poi lo vedremo nelle varie domande che faremo a Barbara. Io direi di iniziare. Qua abbiamo no, voi non lo vedete, ma c'è Jonathan che ci sta facendo vedere lo schema di Esterțili di Monte Santa Vittoria, che se fate eccola qua. È uguale. È uguale, dice Barbara che il profilo di Monte Santa Vittoria è quello, quindi bravo Jonathan. C'era anche Barbara piccolina. Allora, ci sono io e c'è anche il fuoco di Santa Vittoria. Allora, io direi di partire subito con le domande. Barbara, raccontaci un po' la tua esperienza, quali sono stati i motivi per cui ti stai dedicando al folklore e allo studio delle tradizioni del tuo paese. Allora, io sono sempre stata un po' interessata al folklore, anche perché appartenevo anche al primo gruppo folk di Esterțili, che poi si era sciolto, però per tanti anni ha mandato avanti comunque la tradizione. Un giorno, pochi anni fa, nel 2013, Sandro, che adesso è il nostro presidente, che salutiamo tutti. Cioè, ha deciso di... Ciao Sandro! Ha deciso di Ciao Sandrino! Fare una riunione per capire se ci fosse qualcuno interessato a formare un nuovo gruppo folk, dato che l'altro ormai da anni non c'era più. Quindi la cosa è andata avanti e niente, ci siamo ritrovati a iniziare a ballare e a mandare avanti il gruppo, insomma, come era in quel momento. Ballavamo, facevamo coreografie, abbiamo avuto un po' di fretta, abbiamo riprodotto gli abiti secondo lo schema classico
che c'era a Esterzili, però a poco, soprattutto noi ragazze, ci siamo rese conto che qualcosa non andava, cioè ognuna di noi aveva un pezzo antico in casa, quindi diceva ma perché? Cioè mia bisnonna ha su gipponi verde e io invece mi sto vestendo con su gossu, insomma capivamo che c'era qualcosa che non andava. Da lì abbiamo comunque iniziato a intervistare anziani, a intraprendere una ricerca sul campo, andando proprio a casa delle persone più anziane. Abbiamo iniziato dai centenari e da lì abbiamo scoperto un nuovo mondo. Ti fermo subito, che poi questo ce lo racconterai un po' più nel dettaglio nelle domande finali. Veniamo subito ai balli. Quanti e quali sono i balli del tuo paese? Allora, a Esterzili si balla solo ed esclusivamente su Campidanesu, lento, su ballo Campidanesu, con un passo diverso comunque dal campidanese di Cagliari e del circondario di Cagliari, però la suonata è quella. Gli altri balli che poi magari si ballano in piazza, tipo su Passo d'Orrau, su Vallugavillo, queste cose sono arrivate un po' più tardi, sono state portate diciamo da dei suonatori che arrivavano e venivano chiamati in piazza per suonare e quindi sono stati introdotti, ma come ballo noi abbiamo solo il ballo campidanese lento. Ti faccio subito una domanda, quindi, Barbara. Questi balli che sono stati introdotti dai suonatori che venivano a suonare ad Esterzili, poi sono stati accettati dalla comunità, nel senso sono stati ballati in piazza dalla comunità, oppure hanno sempre preferito ballare il ballo originario e basta? Ah, ci sono delle parti. Allora, su Basso d'Orrau è un Basso d'Orrau molto simile a quello che magari si balla nell'Ogliastra, piuttosto che su Basso d'Orrau di Biti, insomma, della zona del Nuorese. Per quanto riguarda lo svelto, come viene chiamato, i giovani tendevamo comunque a ballarlo svelto, mentre le persone più adulte ballano con la musica svelta il passo strezzilesu che si balla col campidanese. Sì, questa tra l'altro è una cosa che non abbiamo mai... musica di... No, ripeto, è una cosa che non abbiamo mai detto neanche negli altri incontri, che molto spesso nei paesi chi nasce con il ballo del suo paese e magari si trova in un altro paese, se la cadenza della musica glielo permette, lui balla altre musiche, altre melodie con lo stesso passo con cui è nato. Questo l'ho notato in diverse comunità che accade questa cosa. Magari arriva un ballito che non è prettamente di quella zona e se lo ballano comunque al passo loro, perché comunque ci torna, come si suol dire. Sì, io per esempio ho proprio il video di mia nonna dove lei sta ballando il ballo sardo svelto col passo strezzilesu, cioè veloce. Senti, a proposito, Barbara, è uno di quei video che mi hai proposto? Così lo vediamo subito. Sì. Qual era, il primo o l'ultimo? Si vedono delle donne ballare insieme. Allora Enrico, ti chiedo di mettere il terzo, è quello preso dalla conferenza, giusto? Sì, esatto. Sì, è quello Enrico. Lo vediamo subito, tanto è brevissimo. È brevissimo. Ok. Era veramente breve, questo tra l'altro... C'era un ballo sardo svelto. Parla. E loro ballavano col passo strezzilesu, che lì si sentiva una musica svelta, diciamo. E loro stavano ballando il ballo più veloce. Ok.
Sì, tra l'altro ricordiamo questo pezzettino di video che vi abbiamo fatto vedere, è stato proiettato Estersili a una conferenza, vorrei ricordarlo anche subito in questo caso, Barbara, Sì. era una... Allora, tra le tante manifestazioni Prego, prego. Tra le tante manifestazioni che abbiamo organizzato, tante manifestazioni che abbiamo organizzato, c'è stata proprio una manifestazione nella quale Rosalba Lecca, che è la moglie di Antonello Farris, il suonatore che forse voi conoscete come Sì, Antonio, ma noi chiamiamo Antonello, ha praticamente donato al paese e al gruppo folk, insomma alla biblioteca, insomma al comune, la sua tesi di laurea, dove praticamente parlava della cultura di Estersili, aveva fatto una ricerca sul campo, quindi loro hanno tantissimi video e tantissime notizie, ci hanno aiutato tantissimo anche proprio nel perfezionare il ballo, perché Antonello è di Estersili, sua mamma è di Estersili, e lei gli ha sempre insegnato su ballo sterzilese. Ecco, io ti fermo di nuovo un attimo, Barbara, vorrei innanzitutto segnalare questo fatto che non si vede spesso che una persona che ha fatto un bel lavoro di ricerca dove ci ha speso tantissimo tempo, tantissima passione, poi regala tutto questo materiale a una comunità. Quindi rendiamo onore veramente a Rosalba Lecca, che saluto volentieri, saluto anche Antonello. Rosalba e Antonello, ciao. Esatto, molto volentieri, e che ringrazio per aver fatto una cosa del genere, perché ripeto, è da rendergli onore, perché è veramente raro che accada questa cosa. E torniamo quindi a quella che è la parola chiave di questi incontri, che è la condivisione. In questa situazione c'è stata veramente una grande condivisione di informazioni che hanno portato al gruppo Sant'Antonio Su Vogu ad accrescere le conoscenze e quindi a migliorare quella che era la ricerca che già stavano effettuando. Giusto, Barbara? Sì, anche perché noi comunque abbiamo fatto degli errori, all'inizio non ballavamo come si doveva e dopo ci siamo svegliati, come accade in molte associazioni, e abbiamo deciso di perfezionare il nostro ballo, perché il nostro passo è bello e quindi doveva essere valorizzato, insomma. Concordo sulla bellezza del passo. Fatto sia, ripeto. Sì, concordo, Grazie. Barbara. Quando sentiamo musica in lontananza ci infoghiamo. Ripeto, scusateci perché purtroppo oggi io sento le parole in ritardo e Barbara lo stesso sente le mie parole in ritardo, quindi è normale che in questo momento ci accavaliamo, ci dovete scusare, non possiamo fare di più, dipende purtroppo dalla connessione, seppur buona, purtroppo a volte fa questi scherzi. Barbara, ti volevo dire anche... qual è stato l'input che ha dato il via a questo cambiamento anche, a questo migliorarsi anche nel ballo da parte dell'associazione? La ricerca che abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato a parlare sia di vestiario, ma chiedevamo agli anziani anche come ballavano, dove ballavano, quando ballavano. Quindi abbiamo deciso comunque di abbandonare le coreografie e di fare quello che loro facevano in piazza. E allora io ti chiedo... loro in piazza si divertivano. Sì, certo. Ti chiedo allora, Barbara, allora quando, come e dove ballavano Estersili? Allora, a Estersili ballavano dopo le messe, dopo le feste, insomma, dei santi, di giorno ovviamente non c'era la festa notturna che abbiamo adesso dopo cena, e niente, quindi dopo le messe, le processioni, si riunivano e ballavano davanti alla chiesa. Ballavano tra ragazze, tra giovani, gli anziani ballavano per conto loro, insomma c'erano vari modi comunque di iniziare a ballare in piazza.
Poi piano piano magari qualche giovane andava e invitava la ragazza al quale era interessato a ballare, e lei ovviamente non doveva dire di no, perché sennò per 3 balli non avrebbe potuto ballare. Quindi dovevano per forza accettare l'invito del cavaliere. Certo, erano praticamente quelle regole non scritte che conosciamo anche in altri paesi, ce le ha raccontate anche, ad esempio, anche ieri Matteo Azzeni, quindi vediamo anche qui una certa accomunanza di certe regole che insistevano sul ballo. Logicamente poi queste regole variavano leggermente a seconda del paese. Però Barbara, sì, sì, era comunque un'offesa, certo, un'offesa rifiutare. certo. Allora è vero che mi hai detto che il ballo principale è il ballo campidanese, però all'interno del ballo campidanese, chiacchierando con te, mi racconti che comunque c'erano tipologie diverse, ad esempio come si entrava nel ballo, oppure la modalità, il ballo gai, ad esempio, come mi stavi raccontando ieri, ma anche Sì. sì. Allora, praticamente in piazza ballavano in cerchio, nel senso non in cerchio tutti attaccati, ma a coppie, e l'andamento era in cerchio, cioè il cerchio andava verso sinistra, anche perché il nostro passo tende a mandarci verso sinistra. Quindi tendiamo comunque a girare mentre balliamo. E in piazza c'era sempre una figura, un uomo anziano che con la cinta metteva ordine, quindi se vedeva qualche ragazzo che magari faceva un'essida un pochino troppo floreggiata, pam, gli zaccava un colpo di cinto e quello tornava a posto. Ecco, quindi questo lo raccontano anche i nostri genitori, quindi questa cosa a proposito, Enrico, io ti chiedo di far vedere il filmato numero 2 dell'intervista all'anziano, che racconta proprio su Ballo Gau. parla anche del Suballo Gau, Esatto, e parla anche del cinto. Se lo puoi mettere in onda, Enrico. Arrivo di questo Antoni così guardia, il suo comune, quando va a sul circo, via uno che spuntava a pagare, porta sul cinto, scusa sul cinto, ora posto in là. E lui indicava, no? Siete sbagliato, ora indicare. E questo bello questo Ballo Gau. Il Ballo Gau andava la femmina gli faceva tanto saluto, non era permesso, e il gioca sommi andava girando sul ballo, fino accanto a tassa che gli piaceva, gli facevano un saluto, non è permesso, e i sommi si portata, fu costretta dalla SAI e tornata ai gusti. Fai un scambio sul giro per tutto di questo Ballo Gau. Ma tutte le volte facevano questo ballo? Era sempre così il ballo? Ballo sardo. Ma... Sì, ma sempre il ballo Gau? No. O lo facevano una volta sola la sera? Ballo sardo sono diversi tipi. Però quando suonavano proprio ballo sardo, è andato su Ballo Gau. E questo Ballo Gau fu bello. Proprio una cosa bella. Sì, ecco, una bella pezzo di intervista a un'anziana del paese che ha raccontato sia come avveniva l'ingresso al ballo, che poi continua tu, Barbara, dai, descrivicelo tu, che era veramente interessante, e anche un esempio, tra l'altro, Barbara, aspetta un attimo, un esempio di come viene fatta un'intervista per la ricerca, in questo caso sul ballo. Prego, Barbara. Allora, questa era una delle ultime interviste che abbiamo fatto anche assieme a Rosalba e Antonello.
le prime interviste che ho fatto io con le mie amiche Erika, Alice, insomma altre ragazze del gruppo, abbiamo solo gli audio perché non si facevano riprendere. Tutti gli anziani. Allora, Comunque, mi senti, Crissi? sì, ti sento, parla, parla. Ok. No, dicevo che questa è stata una delle ultime interviste, quindi abbiamo potuto estrapolare questo pezzo di video, perché per quanto riguarda le altre, niente, sono solo audio e utilissimi, però purtroppo non si facevano riprendere. Ecco, però diciamo che comunque avete le testimonianze registrate che sono importantissime sicuramente. Allora ti chiedo, Barbara, Sì, sì, sì. quali strumenti venivano utilizzati per l'accompagnamento al ballo? Allora, noi abbiamo conosciuto l'organetto e la fisarmonica, più la fisarmonica, però in paese si suonava molto su Zulittu, già si suonava molto su Zulittu, ho conosciuto anche anziani io che ancora li costruivano e suonavano, e poi da vecchi documenti a Esterzili viene descritto come un paese dove si ballava a suono di zampogna. Insomma, Sì, si molto presume si spesso. ballasse con le launeddas. Sì, molto spesso i viaggiatori dell'Ottocento descrivono le launeddas con altri nomi come ad esempio zampogne oppure Sì. lioneddas, ma questo perché diciamo che esatto, sì, le catalogavano in quella tipologia di strumenti fondamentalmente. E invece l'accompagnamento vocale? Allora, per quanto riguarda l'accompagnamento vocale, allora, Barbara, ti sei piantata, quindi non ti sentiamo. Adesso forse probabilmente si sta ricollegando, vediamo se riusciamo. Nel frattempo, Enrico, ti chiedo a questo punto, nel frattempo che Barbara riesce a ricollegarsi, di mandare il primo video del ballo del gruppo. Sì, è quello in ordine. Ok, perfetto. Barbara, ti sei ricollegata? Sì? Facci un segno perché io ti vedo. sì, ci sono. Ok. No, nel mentre che ti abbiamo perso, abbiamo fatto mandare l'ultimo spezzone della ricerca che avete fatto. Ti pregherei prima di tutto di proseguire il discorso, anzi di ripetere il discorso perché non ti abbiamo sentito per quanto riguarda l'accompagnamento vocale, e poi di commentare questo piccolo spezzone di video. Allora, per quanto io sappia, non ci sono dei balli che venivano fatti in piazza senza musica, insomma, balli accompagnati da canti. Ma molte donne mi hanno raccontato che loro, quando andavano in campagna o per la legna o all'orto, insomma, quando si riposavano, canticchiavano il ballo e ballavano tra loro. Quindi diciamo che esisteva alla fine in forma un po' più privata
un ballo tra donne dove le donne erano protagoniste, nel senso che se la cantavano e se la ballavano. Esatto, sì, sì, questo me l'hanno detto in molte. Per quanto riguarda il ballo, il video si vede Zia Fortunata, una signora che ha sempre ballato con suo marito, esclusivamente con suo marito, e nel video si vede proprio il tipico colpo d'anca che diamo noi quando balliamo. Sembra che ce l'abbiamo nel sangue, perché noi quando balliamo diamo questa spinta di bacino, ed è una particolarità del nostro ballo, del nostro passo. Perfetto Barbara, hai risposto anche alla domanda che ti avrei dovuto fare adesso, ma è stato meglio così perché così non, abbiamo legato il discorso. Si balla ancora in piazza nel tuo paese? Allora, il ballo sardo sì. Se viene suonato il ballo campidanese, giovani, grandi, sì, sì, viene ancora ballato. Fino a poco tempo fa ballavano anche alcuni anziani che hanno sempre ballato, però ora alcuni li abbiamo persi, quindi... Però sì, il ballo sardo, il campidanese si balla, poi magari la piazza si svuota, però quello lo balliamo. Bene, è una buona cosa anche questa. Io chiederei adesso a Enrico di vedere il primo filmato del gruppo Sant'Antonio su Vogu, che in questo caso balla in piazza, con prima parte il gruppo e poi la gente presente al momento, poi si accoda ai balli. Quindi Enrico ti pregherei di far vedere il ballo Gau. Io mi devo spostare perché non ho batteria. Ok. Nel frattempo che vediamo il video. Tradizionale, che è un'altra di quelle caratteristiche che differenzia i paesi di Sardegna, e in questo caso però potrete notare che il gruppo ha scelto di indossare anche delle tipologie differenti di abbigliamento, quindi non tutti indossano l'abito festivo o non tutti quello giornaliero, insomma questa è un po' una scelta per fortuna che alcuni gruppi fanno, che ci permette poi di ammirare anche vari capi e indumenti che in questo paese sono importanti. Bene, con Esercili adesso ci dedichiamo su Ballo e Brassa, accompagnato da Bernardino Boia alla fisarmonica e da Antonio Farris a Sudriangolo. Esercili.
connessione? Silenzio, Jonathan. Sei sempre un disco tu. Allora, sì, non era il video che avevo chiesto, va bene lo stesso, perché tanto lo vediamo dopo, non inficia quello che stavamo dicendo. Questo è un video del matrimonio Selargino di qualche anno fa, filmato da Antonella Lacconi, che ringraziamo per averci dato il permesso di poterlo far vedere, perché altrimenti ne avremmo avuto uno solo, invece così almeno ne abbiamo due. Qua vediamo il gruppo folk che cerca di fare un ballo che rispecchia quella che era il ballo di piazza, giusto Barbara? Raccontacelo un po' questo ballo. Sì, le donne solitamente iniziavano a ballare insieme e poi i cavalieri arrivavano e chiedevano loro di ballare con loro. Una particolarità, come ho detto prima, è che si tende comunque a girare e poi il nostro passo presenta una sorta di entrata. Questa entrata viene chiamata o sintrada oppure passo torrau, quindi nel nostro gergo passo torrau non intende il ballo su passo torrau, ma s'anda e torra avanti e indietro, che come avete visto viene ripetuto, cioè è una cosa spontanea. Diciamo che chi ti sta guidando ti tocca la mano, tu capisci che devi andare avanti e vai avanti. No, devo dire... si tenevano, quindi... Devo dire che è molto... Ti fermo un attimo, guarda, devo dire che da vedere è molto piacevole, insomma, questa sorta di movimento ondulatorio e rotatorio è veramente interessante. Dimmi. Come dicevo anche le un pochino, come dicevo anche prima, oltre il bacino, anche l'anca si sfiorano, quindi tu capisci che devi andare avanti. Allora, ti chiedo, Barbara, è variato il modo di ballare dal passato che si conosce, insomma, comunque da qualche tempo fa, rispetto a come si balla oggi in paese? Allora, diciamo che in paese, forse un pochino era stato cambiato, ma nel senso che magari non davamo attenzione a particolari, però ma anche molti giovani in paese lo ballano benissimo, quindi diciamo che da una parte è stato comunque sempre mantenuto. Bene, io ricordo tra l'altro qualche anno fa che eravamo assieme a Sadali per, se non ricordo male, San Valentino, e la sera avevano fatto qualche ballo e avevo visto degli anziani ballare lì a Sadali. Ho notato che era praticamente molto simile, se non uguale, la tipologia del ballo che stavo vedendo, ed erano molto belli da vedere perché avevano questa andatura, anda e torra, come stai dicendo tu, molto elegante e molto piacevole da vedere. A questo proposito ti chiedo se la modalità di passo dei movimenti del corpo sia esclusiva di Estercilio oppure è presente anche negli altri paesi limitrofi. Allora, non lo so, però a noi ci hanno sempre descritto così, col colpo d'anca e col colpo di bacino e con la mezzaluna, quando arriviamo avanti facciamo una sorta di mezzaluna col piede, non lo so, secondo me è un pochino tipico proprio. Ci sono delle varianti che comunque ci differenziano. Perfetto, abbiamo visto quindi il ballo dell'associazione del gruppo folk
che cerca quindi di rispecchiare quello che era il ballo in piazza, quindi eliminando quelle che erano quelle coreografie in più che a mio parere nulla danno al ballo, se non quello di dare più confusione a una persona che non conosce il vostro ballo e pensa che il vostro ballo sia fatto da piroette, da donne che girano, eccetera. Invece ho visto che comunque avete cercato di riportare quella che era la vera natura del ballo, che non a caso da quello che ci è descritto e da quello che raccontano comunque gli anziani, era comunque, pur avendo questo movimento del bacino e dell'anca, era comunque un ballo serio, un ballo dove tutto era posato, dove tutti i movimenti erano comunque fatti in modo tale da renderlo elegante e mai dare degli eccessi, giusto? Noi donne, le donne erano composte, però gli uomini erano bravissimi comunque a florigiare. Certo, anche questo è da rimarcare, che solitamente, io dico sempre, il ballo sardo è un ballo maschilista, tra virgolette, perché era l'uomo che doveva farsi vedere e giocare il passo, ma alla fine era la donna che comandava, perché era la donna poi che sceglieva l'uomo conquistare per il resto della vita. Quindi è vero che noi facevamo i galletti, ma alla fine chi decideva erano le donne. Quindi da questo punto di vista è un 50-50, diciamo così, è un 50 di apparenza maschile, poi tutto il succo del discorso alla fine era appannaggio della donna. Ti chiedo oggi, quindi la vostra associazione sul palco propone il ballo campidanese, quindi il ballo Ogao, il ballo con le cinte, che tra l'altro siete uno dei pochi paesi che ha conservato questa testimonianza, se non ricordo male ce l'ha ancora a Ustis, dove lo ballano ancora in piazza, su Ballet su Vintorsu. Mi sono preso anche delle belle cinghiate io ad Austis i primi anni, però questo dobbiamo ricordare che era una modalità che esisteva in tutta la Sardegna, magari non era con le cinte, era con i bastoni, ma c'era sempre un controllo del ballo da parte di 2 o 3 persone che stavano al centro del cerchio e controllavano che il cerchio ballasse nella modalità corretta, senza eccessi e senza quelle stravaganze che magari determinavano l'allontanamento del ballerino. Quindi sicuramente anche a Sterzili funzionava così, giusto? Sì, fino a pochi anni fa c'era comunque l'anziano che metteva ordine nella piazza con colpi di cinta. Interessante. Qualcuno l'ha anche nominato nell'intervista prima. Sì, io tra l'altro lo riproporrei nelle piazze odierne per mettere un po' di ordine, visto che molto spesso c'è un po' di confusione. Dai, a questo proposito io ti chiedo, cosa ne pensi dei balli in piazza che si fanno attualmente in Sardegna? Allora, tu praticamente stai parlando con una persona che arriva in piazza e se sente qualsiasi tipo di ballo sardo balla. Per quanto io possa saperli ballare, scusatemi se ogni tanto mi avete visto ballare un ballo vostro male. Però Dai, ci proviamo, dai, ci proviamo. Sì. Grazie a Jonathan che io ho imparato. Quindi Jonathan ti abbiamo chiamato in causa, perché la colpa è anche un po' tua, del motivo per cui Barbara balla anche altri balli non appartenenti alla sua comunità. È anche un po' mia, un po' mi prendo sì, perché la prima volta ho sentito la prima volta alla scuola di ballo sono andata con Jonathan. Ah, ecco. E allora la colpa è tutta di Jonathan. Allora, ho sentito c'è stato mi un nominavi, ho periodo che sentito la facevo il J, da voi ho sentito solo la e J. Mercoledì al Terramea.
Jonathan, purtroppo oggi Non riesco a intervenire perché mi sento molto male. Jonathan, purtroppo oggi ti escludiamo dal discorso perché non meriti la nostra attenzione. Questo è il mio dettato di oggi. No, stiamo scherzando. Purtroppo oggi abbiamo grossi problemi di connessione, di ritardo tra gli interventi, quindi scusateci ancora se sentirete questi accavallamenti dei discorsi, ma purtroppo non possiamo fare di più. Quando ci daranno una connessione decente a tutti quanti, forse riusciremo a fare le cose nella maniera migliore, quindi scusateci ancora. Barbara, torniamo a noi. Esistono oggi, secondo te, le condizioni per insegnare e apprendere i balli? Allora, a Estercili ci abbiamo provato, nel senso che comunque c'erano dei bambini nel gruppo folk, ma ormai sono diventati ragazzini e a Estercili c'è poca gente. Ormai anche chi fa parte del gruppo, la maggior parte sono fuori, insomma, abbiamo un po' di difficoltà, diciamo. Però diciamo che siete comunque riusciti a fare molto spesso qualche corso, qualche stage comunque di balli dove comunque la comunità ha potuto apprendere, cioè o perlomeno quelli che ancora non sapevano ballare. Allora, più che altro abbiamo organizzato convegni. L'idea di fare una giornata dedicata al Campidanese era quest'anno nel 2020, ma purtroppo abbiamo dovuto annullare tutto. Io avevo già contattato qualcuno e si rimanderà. Va bene, è semplicemente rimandato, non è dimenticato, insomma. A questo punto chiedo a Enrico di far vedere l'altro filmato del gruppo dove si balla in piazza, per far vedere comunque che da questo punto di vista l'associazione Sant'Antonio su Vogu cerca comunque di coinvolgere la comunità nei loro balli, non ballando solo su un palco, ma ballando anche in piazza con loro. Come? Sì, te l'ho mandato prima, è proprio il primo. Va bene, allora nel frattempo che Enrico controlla se c'è il ballo, se non c'è ve lo guardate su YouTube, perché c'è su YouTube, per quello non c'è problema. Vabbè, comunque capita che mentre ballavamo in piazza poi invitassimo gli stessi abitanti a ballare con noi, quindi ci univamo alla piazza, cioè la piazza si univa a noi. È una cosa che ritengo molto bella anche questa, tra l'altro, perché così non c'è quella solita chiusura che si percepisce dall'esterno dei vari gruppi folk, mentre in questo caso cercate comunque il coinvolgimento delle persone che stanno guardando in quel momento la manifestazione, e quindi la ritengo anche una cosa abbastanza utile e importante. Vabbè, andiamo avanti, non importa, ripeto, se volete vedere l'altro ballo, basta cercare ballo Estercili su YouTube, l'ho messo io, quindi lo trovate tranquillamente nel mio canale dedicato ai balli su YouTube. Ora diciamo che siamo arrivati praticamente quasi alla conclusione, quindi ti chiedo, Barbara, di parlarci invece della ricerca che avete fatto sull'abbigliamento. Nel frattempo chiedo a Enrico di mettere l'ultimo filmato, quello con le fotografie che ci ha gentilmente dato Barbara, da far vedere sia foto antiche che ricostruzioni di abiti, che trovate anche alcune di queste foto su Facebook, nel sito dell'associazione, giusto? Nella pagina dell'associazione. Sì. No? Sì. Sì, racconta Barbara che nel frattempo vanno le foto, quindi parla tranquillamente. Ok,
Allora, praticamente noi abbiamo, oltre alle interviste, abbiamo osservato il materiale fotografico e i pezzi antichi che ci mostravano le persone oppure quelli che avevamo in casa. Quindi con l'aiuto di molte persone, tra i quali Ignazio Sanna, Gianmario De Martis, Matteo e Cristina, un sacco di persone che ci hanno aiutato a capire anche bene le foto, siamo riusciti a fare delle ricostruzioni, alcune sono ancora in fase di produzione. Per una ricostruzione c'è stata d'aiuto anche una professoressa di Estercili, la professoressa Eliana, che saluto e ringrazio, che lei ha trovato un antico documento che descrive un abito di metà 800 e quindi quello insomma lo stiamo ricostruendo. Diciamo che all'inizio ci siamo basate più che altro sull'abito giornaliero, perché prima eravamo vestite tutte de gala, quindi abbiamo deciso di ricostruire l'abito giornaliero degli anni del Novecento. Poi siamo riuscite tramite delle interviste a scoprire anche dei pezzi antichi che venivano utilizzati invece a fine Ottocento, perché sempre per quanto riguarda quei documenti antichi, la donna di Estercili veniva descritta vestita in orbace. Quindi noi abbiamo scoperto, oltre ad avere un pezzo originale, una gonna in orbace Estercili, abbiamo scoperto un copricapo in orbace che le donne descrivono come utilizzato dai feminas antigas in pannughis sgraffiata, che veniva utilizzato nero dalle vedove e oroviastu dalle altre donne. Quindi diciamo che abbiamo scoperto qual era il copricapo che veniva utilizzato prima dell'arrivo degli scialli veneziani, quelli in Tibet con la frangia lunga, col classico scialle ricamato, oppure il fazzoletto o lo scialle di seta. In principio c'era questo mantu in orbace. Poi è andato in disuso perché comunque l'orbace veniva sfruttato perché comunque dava calore, quindi veniva usato a casa, insomma, sono andati tutti persi. Però diciamo, Barbara, che la cosa interessante è che comunque avete riscoperto anche delle fogge un po' più antiche rispetto a quello che si conosceva nella vita quotidiana, grazie sempre alla ricerca, grazie all'intervista a questi anziani che, pur non avendolo utilizzato, si ricordavano i loro nonni che avevano questi pezzi, questi capi di abbigliamento che poi sono andati in disuso a vantaggio dell'arrivo degli altri tipi di copricapi. Quindi è molto interessante anche questo. Tra l'altro una tipologia di copricapo che poi... Se li ricordavano bene, una signora ci ha proprio tagliato anche Non ti sento. Una signora ci ha proprio tagliato anche la forma. Ah, ok. Una signora ci ha proprio tagliato anche la forma. Sì, ti ho sentito adesso, perfetto. Ripeto, tra l'altro è un copricapo che io rivedo molto nella zona più ogliastrina, pur Seulo, facendo più la Barbagia di Seulo, non essendo ogliastra, però molte comunanze, diciamo, quindi bisogna tener conto anche di queste cose, della multidisciplinarità della ricerca, ossia non basarsi solo su quello che si trova nel proprio paese, ma vedere anche quello che si ha intorno. E qui si vedono proprio le differenze. Ricordiamoci che Estercili non era... Sì, dimmi, parla pure. Il nostro veniva utilizzato o chiuso proprio qui sotto il collo con uno spillo oppure con la catenella. Appunto. È utilizzata comunque in ogliastra. Esatto, mi stai confermando proprio questo. Però ricordiamoci che Estercili non è mai stato un paese di passaggio, bisognava proprio andarci per qualche motivo. Non era come ad esempio Sadali, che era lungo la linea ferroviaria, che percorse anche Lorenz negli anni 20, ricordiamocelo. Esatto. Quindi diciamo che da questo punto di vista è stata un po' sfortunata.
Non ti ho sentito, Barbara. Mi senti? Sì, adesso sì. Oltre Sterzili ha 2 stazioni ferroviarie, però sono tutte e 2 lontane chilometri. E questo è uno dei motivi per cui avete anche poco materiale fotografico rispetto ad altri paesi magari limitrofi. Questo però non vi ha permesso comunque di fare comunque una bella ricerca che dura ormai da 7 anni, ricordiamocelo, che sta continuando. Ricordiamoci che il gruppo, l'associazione culturale, il gruppo Folk Sant'Antonio sul Vogu, promuove la divulgazione del... 15. Non ti ho sentito? Ok, dal 2015, pardon. Però stavo dicendo, uno dei propositi dell'associazione di Escherzili è quella comunque di divulgare le ricerche che fa attraverso convegni, conferenze. Mi ricordo un convegno che avete fatto con Gianmario De Martis, e se non ricordo male anche con Franca Rosa Contu dell'Isre di Nuoro, con Andrea Loci, vero? Allora, Franca Rosa Contu era stata invitata, però non aveva potuto partecipare al convegno la sera, però era venuta a trovarci la mattina a Sterzili e ci aveva fatto un bel discorso. E comunque dai, diciamo che dopo quest'anno annus horribilis, diciamo, per via del Covid, stavo dicendo, sento voci ma non so... dopo quest'anno annus horribilis, diciamo, scusatemi ma sento un ritorno molto fastidioso, ecco. Adesso no. Stavo dicendo, purtroppo quest'anno è andata così, quindi non si è potuto fare quasi niente a carattere divulgativo, perché purtroppo le norme non ce lo permettono, ma sicuramente appena si potrà, presumo ci sarà un'esplosione di conferenze relative alle ricerche etnografiche, visto che ci sono tanti paesi come tante associazioni di paesi come Sterzili, come il gruppo Sant'Antonio sul Vogu, che stanno facendo delle bellissime ricerche interessanti dal punto di vista proprio dei risultati che stanno ottenendo. La ricerca non si ferma, va sempre avanti, e presumo anche quella del gruppo di Sterzili, ce lo confermerà Barbara. Io direi che siamo arrivati a un'ora, quindi diciamo che siamo rimasti nei tempi oggi finalmente, e quindi possiamo anche finire l'intervista, una difficoltosa intervista visto i problemi tecnici che abbiamo avuto, però dai, alla fine abbiamo tirato su quello che era interessante sapere. Grazie alle parole di Barbara. A questo punto io lascerei la parola a Jonathan, se riusciamo a concludere per i saluti finali. Jonathan, ci sei? Ci sono, ragazzi, se mi sentite voi fate un cenno subitissimo. Io non vi ho sentito in lungo e in largo, perché oggi è stata complicata, però dalla regia mi dicono che è andato tutto bene. Poi i racconti di Barbara in parte li conoscevo, perché li conosco, e so un po' la storia recente di Sant'Antonio sul Vogu, di Esterzili. Quindi diciamo che non mi è sfuggito, non mi sono sfuggite cose nuove. Mi riattacco solo a 2 punti che mi sono segnato. Non sono voluto intervenire perché altrimenti succedevano disastri comunicativi. Avete parlato del ballo, chiaramente tipico di Esterzili, e di quello che può essere il ballo in tutta la zona di Esterzili, o comunque con i paesi limitrofi, visto che con Barbara veniamo da 2 paesi confinanti, Scalaplano e Sterzili,
che sono completamente diversi, sia come zona geografica che anche come certe tradizioni, però posso confermare che non la tipicità, non i dettagli, però lo stile del ballo e delle suonate che venivano fatti è molto simile. Io mi rifaccio a quello che ho sempre visto a Esterzili, perché ci ho suonato tante volte, ho visto anziani, signore e signori che ballavano il loro vero ballo, ho visto chiaramente chi è molto bravo e ha ripreso da loro. E lo confronto con quello che ho visto a Scalaplano, con quello che vedo tuttora, perché ci sono molti anche giovani che ballano bene. Mi ricordo soprattutto di mia nonna e di altri suoi coetanei più o meno, che ballavano in una maniera leggermente diversa, un po' come la lingua. Loro parlano in un sardo che noi leggermente non parliamo più così. È uguale, succede nel ballo. Poi chiaramente i dettagli, come quelli che ha descritto Barbara, del colpo d'anca, di certi movimenti a mezzaluna, eccetera, eccetera, quelli non li posso confermare perché non è così, sono dettagli, penso, tipici proprio di Esterzili, però Sandet Torra diciamo la vibrazione, se la possiamo chiamare così, Susanzio, come si direbbe più in campidanese, esiste anche da noi, esiste chi lo fa bene, assolutamente. E poi cosa aggiungere? Mi ricordo benissimo quando sono andato insieme a Barbara alla scuola organizzata da Simponia, agli incontri di ballo sardo seguiti da te, Io non sento Cristiano Jonathan. Cani. No. Scusa un attimo, Jonathan. Scusa un attimo, Jonathan. Barbara non mi sente. No, esatto. Barbara, se tu mi senti, non importa se non lo senti, tanto sta parlando di altre cose, ma tranquilla, no? No, sto scherzando. Sta facendo un discorso su Scalaplano. Volevo dire che prima non ho pensato... volevo dire che prima non ho paragonato, non ho messo in mezzo a Scalaplano perché io comunque mi riferivo ai paesi della Barbagia di Seulo. Certo. No, ma infatti non stava... Con Scalaplano sì. Lo so che ci sono delle differenze. Jonathan, hai sentito tu? Sì, ho sentito. Ok, ho sentito almeno bene. Jonathan Infatti, sente, dai. Diciamo Quindi che puoi proseguire il discorso, Jonathan. Perché Sterzili... Sì, no, si era capito benissimo l'intento di Barbara. Chiaramente Scalaplano è un po' in mezzo alla Barbagia, al Sarcidano, c'è il Girri e il Sarrabus lì sotto, quindi siamo un po' un miscuglio di tante cose, però diciamo che questa caratteristica del ballo in tutta la zona, al di fuori proprio dell'area stretta campidanese, va verso quello che dice Barbara. C'è un po' il senso molto simile, sia del ballo che delle suonate, eccetera, però poi ognuno ha chiaramente delle particolarità che sembrano molto radicate, che sono molto radicate. Dicevo comunque che mi ricordo benissimo quando Barbara è venuta con me a San Gregorio, alla scuola organizzata da noi, da Simponia, agli incontri di ballo seguiti da te, Cristiano, ed è bello proprio questo, sapere che chi per passione, comunque per tradizione, perché ognuno un po' il ballo sardo nel proprio paese o comunque nella nostra vita lo vediamo sempre, oppure chi fa parte di un gruppo folk, partecipa al di fuori di esso e cerca di migliorare. Ne stavamo parlando proprio con te di un po' di questo andazzo che c'è, meno male, di fare proprio ricerca, di migliorare quello che era l'abito fatto così in fretta e furia, è un po' tutti uguali, il ballo Sì. che
non riesci a capire perché sia cambiato, eppure vai a intervistare il vicino di casa e te lo spiega benissimo. Diciamo che oggi c'è proprio con Barbara, con Estercili, c'è proprio la conferma anche che se si vuole fare, si può fare anche molto velocemente, nel senso 7 anni alla fine chiaramente vogliono fatti, bisogna starci dietro al lavoro, però in 7 anni io ho visto tante migliorie nel gruppo di Estercili, nel modo di vestire, nel modo anche di ballare, nel modo di ricercare le suonate. Bernardino Boi, che saluto, in questo è un esperto, perché ha molta pazienza, abbiamo suonato assieme tante volte, poi lui chiaramente è stato allievo del grande maestro Herbie, e so come si comporta soprattutto con le suonate. Niente. Sì, Jonathan, se posso Diciamo permettermi, che l'andazzo... posso parlare un attimo, che non vi sento? Ok, no, stavo dicendo che è vero che da questo punto di vista nel campo della ricerca 7 anni non sono tanti, non sono neanche pochi, ma quello che conta è sempre la qualità di quello che si fa. Se gli anni sono di più ma hanno quella qualità, allora c'è anche sostanza. Se passo 20 anni a non fare niente e poi dico che ho passato 20 anni a fare ricerca, allora sto dicendo sciamenze fondamentalmente. Quindi ricordiamoci sempre che non è la quantità, ma è quanto vale quello che abbiamo trovato, quello che abbiamo ricercato e quanto riusciamo anche a saperlo valorizzare. Questo è un merito dell'Associazione Sant'Antonio su Vogu e di tutti gli altri incontri che abbiamo fatto fino ad oggi, fino ad ora. Diciamo che quando c'è quell'attenzione giusta nel fare le cose, nel saper anche verificare quello che troviamo e fare un'analisi critica delle fonti che troviamo, dei materiali che abbiamo, anche col confronto con persone più competenti di noi che ci sanno magari dare una traccia più corretta rispetto a quella interpretazione che avevamo fatto noi, allora possiamo dire che la ricerca serve, è utile a produrre dei risultati che poi verranno condivisi con la comunità e col resto della Sardegna. Questo è il succo del discorso, perché altrimenti fare una ricerca fine a se stessa, tanto vale non farla a quel punto. Quindi ecco, volevo semplicemente fare questo appunto che mi sembrava utile anche per dare merito a quello che stiamo vedendo, che stiamo ascoltando in questi incontri. Quindi a questo punto io direi che possiamo fare i saluti o ti rilascio la parola, Jonathan. No. Ok, no, perfettamente d'accordo. Io lo posso salutare. Aspetta. Il riassunto di tutto quello che è successo e del valore che viene dato alle cose. Direi che Barbara in questo ha proprio avuto l'intuizione di appoggiarsi subitissimo a delle persone già esperte o comunque in termini culturali e tradizionali, come te, come Matteo, come Oscar. Adesso non so, non conosco tantissime persone, sta parlando, però penso che l'andazzo che è successo, Jonathan, l'intuito è stato okay. quello. Quindi brava Barbara, bravo il presidente che conosco bene, che saluto, bravo Sandrino che è piccolino, ne fa 3 di te, Jonathan. Di me. Io Estercili la conosco un po' tutti. Estercili la conosco, quindi li ringrazierei
perché so come si vive lì, la voglia che hanno di di organizzare le feste, di ritrovarsi soprattutto, e un po' di quello che ci siamo raccontati oggi. Quindi grazie. E poi Barbara, finisco io perché Barbara non ti sente, Jonathan. Cosa dice? Allora, Jonathan, non ti vediamo più, non ti sentiamo più, quindi io lo sento, Jonathan, però Jonathan non ti senti più quindi in diretta, quindi prendo io le redini del discorso. Jonathan stava facendo i saluti finali, ha ringraziato i componenti dell'associazione culturale Gruppo Folk Sant'Antonio su Vogus, Sandro in primis, e tutti gli altri, te che sei la vicepresidente. E quindi grazie veramente Barbara per questo incontro abbastanza difficoltoso, ripeto, dal punto di vista tecnico, però molto proficuo dal punto di vista delle informazioni che ci hai saputo dare, e quindi per questo ti ringraziamo. Salutiamo innanzitutto Jonathan che oggi non farà i saluti finali perché essendo residente, ripeto, nel deserto della Namibia, oggi ci deve essere una tormenta di sabbia, quindi non riusciamo a sentirlo come si deve. Comunque ringraziamo Enrico, sempre alla regia, nonché direttore artistico. Prima di salutare Barbara e prima di lasciare anche Barbara, che Barbara ci dia i suoi saluti, devo ricordare il prossimo appuntamento che sarà il 22 dicembre, dove ospiteremo la comunità di Silanus con una bravissima persona che stimo tantissimo, che è Martino Arca, un bravissimo ballerino, studioso delle tradizioni locali del Margine, quindi di Silanus. Quindi a questo punto Barbara ti saluto, lascio a te prima la parola prima di prenderla io per i saluti finali. Barbara, ci sei? Niente, io volevo salutare chi ci ha aiutato, dire grazie a chi ci ha aiutato, Ignazio Sanna, Gian Mario De Martis, Andrea Locci. Mi senti? Sì. Vai, ti sentiamo. Ok. E poi, insomma, tutti quelli che ci hanno aiutato. Stai ancora parlando perché non ti sento più. Va bene. Comunque, allora, detto questo, siamo nei tempi, quindi ringraziamo ancora Barbara, ringraziamo Jonathan che ci manda i saluti finali con un bel disegnino con fiorellini. Dovevi mandarci le stelle di Natale, però, Jonathan, non i fiorellini, non va bene. Va bene, allora grazie a tutti, ci vediamo la settimana prossima, il 22 vi ricordo, sempre alle 19 con gli incontri della terza fase di Trasarde Profano, Camineras de Tradizione, con il nostro presidente dell'Associazione Sinfonia, Jonathan Della Marianna, con il nostro direttore artistico, nonché regista Enrico Piccheri, con me che faccio i panni dell'intervistatore che non mi competono, però mi tocca. E di nuovo grazie a Barbara per la bella chiacchierata. Grazie a tutti e buonanotte.